Bomba sul tagliamento. È stato fatto brillare questa mattina alle 10:50 come previsto l'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato nei pressi del ponte ferroviario sul tagliamento in località Ponte della Delizia. La grande dormiente era una bomba d'aereo da 1000 libbre, modello MK1 tipo GPHE di fabbricazione inglese. Il peso complessivo è stato stimato in circa 490 kg con all'interno 170 kg di alto esplosivo. Per sicurezza la linea ferroviaria Udine-Venezia è stata interrotta per un paio d'ore e le case nel raggio di 400 metri sono state evacuate. Abbiamo sentito in esclusiva per il Ponte News il tenente colonnello Venuti. Oggi abbiamo effettuato il brillamento di questo ordigno che è stato rinvenuto un paio di settimane fa. Si trattava di una bomba d'aereo inglese della seconda guerra mondiale con un carico di 1000 libbre. La peculiarità di questo ordigno era che le condizioni dello stesso non ci consentivano di rimuoverlo, pertanto abbiamo optato, dopo un'accurata analisi del rischio, di farlo brillare sul posto. Chiaramente questa analisi del rischio ha tenuto giocoforza conto di diversi fattori, il primo fra tutti chiaramente l'incolumità della pubblica sicurezza, diciamo, l'incolumità pubblica, e in secondo luogo chiaramente il contenimento dei costi che in questi periodi non sono meno importanti. Per questo motivo abbiamo progettato una struttura di contenimento costituita con dei gabbioni in ferro riempiti di sabbia a granulometria fine. Questa struttura di contenimento è stata costruita attorno all'ordigno e come possiamo vedere, insomma, gli effetti sono stati proprio quelli voluti e sperati, cioè che la proiezione massima del materiale non è andata oltre i 12 metri di distanza dal punto in cui era collocato l'ordigno. Un'altra cosa importante che è giusto rilevare è che è la prima volta che questo tipo di attività vengono fatte e sostenute, intendo come costi e oneri finanziari, interamente dalla Forza Armata. Niente, noi ovviamente come reggimento operiamo su Udine, dipendiamo dalla brigata Pozzuolo del Friuli e abbiamo sede su Udine, però operiamo in tutto il Friuli Venezia Giulia e in 2 province venete che sono Treviso e Venezia. Per il Ponte News, Marco Calligaris.